Un Veneto a due facce, lo specchio di una situazione di stallo. Da una parte la crescita del PIL, dall'altra l'occupazione che rimane ferma nonostante i primi sintomi della ripresa. Una regione a due velocità, con punti di crescita e di crisi e con tanta incertezza circa gli sbocchi futuri. E proprio sul futuro una guerra di cifre. Secondo la CGA di Mestre, la crisi sarebbe già finita nel nord-est. Nel 2014 il PIL del Veneto si attesterà su più 1,2%, primo segno positivo dopo un 2013 da incubo. A trainare il rilancio del PIL regionale le province di Treviso con più 1,6% e di Padova con più 1,3%. Ma anche l'Associazione degli Artigiani ammette l'occupazione resta bloccata. È il dato che spinge la CGIL del Veneto a mostrare una netta contrapposizione con le tesi dell'ottimismo. Ad esempio, la cassa integrazione appare a febbraio in crescita e in particolare quella straordinaria con un più 8,4% sul mese precedente, cifre che non lasciano spazio a facili entusiasmi. Abbiamo perso 170.000 posti di lavoro, abbiamo oltre 140.000 iscritti alle liste di disoccupazione, decine di migliaia di giovani che non lavorano e non cercano lavoro, abbiamo perso un quarto della capacità produttiva e industriale. Adesso bisogna dare una risposta forte perché altrimenti la società si squaglia. Supposizioni analoghe per una volta anche Confindustria. PIL in crescita 0,3, come dicevo prima, è in crescita, però non determina occupazione. Bisogna arrivare almeno verso il 2% di crescita del PIL per riuscire a cominciare a creare nuova occupazione. In questo momento le aziende si sono stabilizzate nella situazione di riorganizzazione interna, riescono a sopravvivere con margini limitatissimi perché c'è stata una contrazione degli utili pazzesca e quindi non c'è in questo momento possibilità di occupazione. Intanto, mentre la CGIL si riunisce a congresso per riflettere su questo Veneto spezzato in due e sulle soluzioni per uscire dal tunnel, si consuma dopo 2 mandati l'addio di Via Fora alla segreteria regionale. Incertezza sul successore, ma nei corridoi circola con insistenza un nome, quello di Elena Di Gregorio della segreteria regionale.